Ha destato non poca curiosità da parte dei bagnanti il ritrovamento ieri mattina di alcuni materassi in gomma piuma spiaggiati a San Leone. È successo, ricostruiscono dall'associazione ambientalista Mare Amico, che ha fornito anche le immagini, presso la spiaggia di Mare Nostrum. Incerta la provenienza dei materassi, si sa solo che hanno occupato l'arenile. I nostri mari oramai sono diventati una grande discarica, ma gran parte dei rifiuti abbandonati prima o poi tornano in spiaggia, ha puntualizzato il responsabile di Mare Amico Claudio Lombardo. Insomma, secondo l'associazione ambientalista, si tratterebbe di un caso piuttosto singolare che mostra gli effetti dell'inquinamento ambientale, soprattutto quello marino. Diversi tappetini in gomma piuma arrivati da chissà dove, scrivono, si sono spiaggiati a San Leone invadendo il bagnasciuga. Chi ha visto i materassini ieri si chiedeva da dove arrivassero, c'è chi ipotizza che possano provenire da qualche imbarcazione.